Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli e per voi, appassionati tifosi del Napoli. Siamo qui con un imperdibile aggiornamento da dietro le quinte. Come sempre, il nostro impegno è quello di portarvi le notizie più calde e rilevanti del nostro amato club. Quindi vi invitiamo a mettere like, iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per non perdervi nulla. Perché quello che sta per arrivare promette di sconvolgere i piani del Consiglio di amministrazione. La gestione di Antonio Conte e i cuori dei tifosi napoletani. Con l'arrivo di Antonio Conte, il Napoli ha messo in chiaro che la prossima stagione non si scherza. E con gli introiti derivanti dalla partecipazione alla Champions League, più la probabile cessione di Victor Osimhen, il club avrà la forza finanziaria per investire pesantemente sul mercato. Conte è già stato chiaro, non accetterà rinforzi mediocri, vuole grandi nomi. Giocatori in grado di alzare il livello tecnico e mentale della squadra. Uno di questi nomi è Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, che sembra destinato a lasciare il club capitolino a fine stagione. Conte vede nel centrocampista un elemento fondamentale per la sua filosofia di gioco, versatile, tecnico, con visione di gioco ed esperienza di leadership. Ma le novità non riguardano solo gli arrivi. Uno degli argomenti più delicati è la situazione di Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense non ha ancora deciso se rimanere a Napoli e, nel caso in cui volesse andarsene, Aurelio De Laurentiis ha già imposto un diktat chiaro. Il giocatore andrà via solo per almeno 30 milioni di euro e non sarà ceduto a nessun club di Serie A. L'unica eccezione potrebbe essere un'offerta dall'estero, e l'ipotesi più forte arriva dall'Arabia Saudita. L'Al Nassr è ancora interessato al centrocampista e ha già provato a ingaggiarlo in passato. La dirigenza del Napoli è in attesa delle prossime mosse, ma sta già lavorando sui possibili sostituti nel caso in cui Anguissa decidesse di chiudere la sua carriera nel Sud Italia. Ora tocca a voi dire la vostra, tifosi del Napoli. Vi piacerebbe vedere Pellegrini in azzurro nella prossima stagione? E se Anguissa dovesse partire, chi pensate possa prendere il suo posto a centrocampo? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti e discutiamo insieme del futuro della nostra squadra. E naturalmente non dimenticate di lasciare un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a seguire tutte le notizie del nostro glorioso Napoli.